prima vi guardate la reazione a caldo del primo tempo. Anche i sediolini del pullman sono azzurri. Mamma mia. Mario Rui sontuoso. Bisogna dire le cose come stanno. Sta giocando un partitone quasi meglio di Koulibaly, pure in grande recupero. Bene Manolas, bene Di Lorenzo. A centrocampo l'unico che mi sta convincendo di meno è Fabian, perché fa un tocco in più e non te lo puoi permettere in questa partita. È l'unico. Poi Allan è in grande recupero di forma. Callecon intelligentissimo nel fermare la frenesia. Bene anche Insigne tra le linee. Lo vedete che è un 4-4-2? Sì, lo vedete. Quindi poi si ritrova tra le linee. È molto vivaci Lozano e Mertens. Ma io stiamo giocando bene. Sono contentissimo della partita. Una partita difficilissima, molto tattica. Entrambe le squadre vogliono aspettare per fare il contropiede. L'unica cosa che non mi va buona è che ogni volta che facciamo un calcio d'angolo dei nostri è pericolo a favore loro. Questa non è una cosa che va risolta, perché non va buona così. Per il resto Mario Rui sugli scudi. La cosa bella è che camminando per strada mi hanno fermato due di loro, un bianco e un nero. Quindi non era un messicano, non era un napoletano, probabilmente due americani. Grande partita, ottima partita. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che non era un seguace di Lozano, era uno che ha visto la partita di calcio e ha detto grande Napoli. Io l'ho indossata apposta perché sapevo di dover andare in giro. E c'è stato un riscontro. Io ogni tanto vedo qualche maglietta della Juventus perché è facile, Ronaldo. Allora tutti si comprano la maglietta di dove Ronaldo. Prima c'erano un sacco di magliette del Real Madrid e adesso ci sono diverse magliette della Juve, ma essere in Champions significa anche questo. Ora noi non ci dobbiamo esaltare, si può vincere, teniamo Llorente, il Tottenham. Calma, perché già lo so, adesso ci sarà l'esaltazione generale che sarà la nostra fine, la nostra rovina. Però io sono ancora un po' emozionato e sto ancora tremando perché i rumori, New York è una città molto rumorosa. Noi facciamo la Champions per queste cose qua, per queste partite qua. Noi non giochiamo certo per vincerla, però ci dobbiamo togliere degli sfizi. E questo è uno di quegli sfizi che restano di più dell'anno scorso, perché il Napoli è stato più squadra, c'è stata un'idea di gioco più definita, più palpabile, si capiva esattamente. Perché questa per me è la vittoria di Ancelotti, perché esattamente le mosse di Ancelotti stavolta sono state chiare, chiarissime, e ognuno di loro, dei giocatori in campo, ha dato il massimo, si deve dire la verità. Com'è bello il calcio. Allora, quello che più era in difficoltà era Fabian Ruiz, anche nel momento di massima pressione del Napoli, perché nell'inizio del secondo tempo Fabian Ruiz è completamente sparito. Tant'è vero che io pensavo addirittura che Zielinski non entrasse al posto di Insigne e che non togliesse poi Lozano, ma togliesse addirittura Fabian, però sarebbe stata un po' troppo sbilanciata, mi rendo conto. E poi, causa crampi, hai dovuto togliere Allan, ma la grandezza di questa squadra è che se Fabian sta in difficoltà al centro, tu lo sposti sulla fascia, e sulla fascia Fabian è stato straordinario, con la tecnica, capito? Nascondi il pallone e recuperi minuti, una roba bellissima, incredibile. E poi il vero capolavoro è stato Mario Rui, ma perché ora, al di là della prestazione veramente al di sopra di qualunque aspettativa di Mario Rui, ma è la chiave tattica, perché tu vedi Di Lorenzo in campo e pensi che Di Lorenzo scenderà parecchio e magari Mario Rui più bloccato perché c'è Salah, che si pensava forse fa giocare Maxi, se fa giocare Maximovic più bloccato, poi scende Goulart, ma non è detto. Di Lorenzo bloccato un po' di più e Mario Rui alto con Salah che non lo prendeva mai, e quindi da lì tu hai creato tantissime problematiche. Poi lascia stare, serve la prestazione, serve, oltre all'idea devi fare la prestazione, perché ti devono riuscire le diagonali, devi trovarti al momento giusto, al posto giusto. Quando fai la diagonale, invece di buttartela nella tua porta, la butti in calcio d'angolo. Una serie di cose, come l'intervento di Manolas. Noi dobbiamo con onestà dire che di calcio non ne capiamo e che Ancelotti sa il fatto suo per forza, e che molto spesso i nostri giudizi vengono condizionati dal risultato, quando invece noi dovremmo analizzare quella che è la prestazione, quelli che sono i movimenti in campo e qual era l'idea. Se Manolas la cicca e Salah fa gol, lì è la tragedia. La tragedia. E questi erano i difensori che i migliori difensori del campionato. Ha già visto Koulibaly a svirgola da porta sua, Manolas a svirgola.
sarebbe stata la tragedia. Vedi? Meret ancora, che fa il paio con l'altro miracolo di Adrian. Cioè tu non hai Allison, Adrian leva la palla dal set nel volo d'angelo. Cioè quell'azione là che ha portato il tiro di Mertens al volo, cioè quella era da incorniciare, altro che sarrismo, questo è l'angelottismo, la verticalità, il cambio di gioco e si arriva in porta in una maniera proprio fulminea e Kylian niente di meno volando alla disperata, ha izzato un miracolo vero e proprio, non si può parlare di gol mangiato da me. E poi il calcio vuole che riesci a sbloccarla sul rigore su Dybala. Perché lo so che adesso voi direte che Callejon si è buttato, dite quello che volete voi, rosicate, io continuo sulla mia cosa, rosicate, c'è stato il VAR, arbitro pessimo per quanto mi riguarda, ma non tanto per l'azione del rigore che ci può stare o non ci può stare, però l'hanno rivista al VAR secondo me. Ricordatevi che basta l'intenzione del fallo, che comunque ostruisce, no? Doveva sparire e se non sparisci come fai? È un arbitro pessimo perché doveva ammonire 5 di loro, ma molto prima, già nel primo tempo faceva giocare Mané, era un gioco a Mané, nel senso falli di mano con la pala continui, non fischiava niente e vabbè, non fischiare niente, arbitro all'inglese contro l'inglese, va bene anche così. E poi dopo hai dovuto cacciare tutti i cartellini perché nel secondo tempo loro la palla non l'hanno vista più e hanno cominciato a fare falli uno dietro all'altro. Benissimo. E poi Llorente, bisogna citarlo, perché Llorente è quel giocatore che si è trovato al momento giusto, al posto giusto, è quel giocatore che è chiuovo, è chiovone, ma il chiovone quando ha l'esperienza, quando ha il fiuto, sa che si deve trovare lì, le difese sono in apprensione di più di quando sta Mertens da solo. Lozano per me ha giocato anche bene, però non ha avuto molte occasioni, è pericoloso, è Speedy Gonzales, diciamo. Però il Chiovo è importante, ragazzi, il Chiovo mi sta facendo arrizzare e l'ha messa, primo pallone toccato, la misi in da porta e alla fine queste cose fanno la differenza, caro Cardone. Io voglio fare, guarda come si vede il gatto nello specchio. In conclusione, io già sfogare, già fanno video di 70 minuti perché vorrei parlare di tutto e di più perché è una giornata bella, è una giornata in cui l'Inter la prende per i capelli, se sono capelli, sempre che siano capelli, che ammazza all'ultimo. È tutto, non l'ho vista quindi non giudico, però ho visto il Napoli e ho visto un Napoli gagliardissimo e nel secondo tempo stavamo giocando così bene che avevo paura della siringa. Ce l'avevate pure voi con la sensazione, oh loco, ma non lo facciamo e ce lo fanno loro, perché resta il fatto che sui calci d'angolo stanno tutti avanti, Manolas, Koulibaly stanno tutti quanti annanzi, il resto poveri Mario Rui e Allan che hanno a correre come ranati. Resta problematica questa cosa qua e va limata perché rischiamo troppo e non sempre Meret può fare i miracoli. Però Meret fantastico, maluccio coi piedi ancora, però l'hanno messo in difficoltà con dei passaggi che potevano evitare. Comunque ancora maluccio coi piedi se vogliamo essere proprio onesti, ma la presenza in porta straordinaria. Di Lorenzo solido, una solida realtà, promosso su tutti i punti di vista, ha fisico, ha velocità, ha presenza in difesa, sa difendere, sa attaccare. Mamma mia, grande acquisto, punto e basta. Manolas, bene il primo tempo, maluccio il secondo tempo, ci ha fatto un po' cacare sotto, però comunque ha tolto delle cose, la sua presenza di testa si è sentita ed è comunque importante, non è che mi metta a dire che Manolas non è buono, però resta anche lui, deve rimanere più concentrato perché anche per esempio all'ultima a tutto lui la sfiora solamente, Llorente era là dietro pronto per prenderla comoda, insomma poca cosa. Koulibaly in crescita esponenziale già è tornato ai livelli suoi dell'anno scorso, proprio straordinario. Mario Rui non se ne parla proprio, ha fatto la partita della vita, interventi difensivi precisi, si proponeva senza paura, il coraggio, perché poi devi avere coraggio per lasciare Salah laggiù e continuare a spingere, ci vuole coraggio. Buoni cross, grossa partita di Mario Rui, chiediamo tutti scusa. A centrocampo Callejon è di un'intelligenza, mi sono scocciato anche di dirlo, la sagacia tattica, proprio la sagacia, proprio fortissimo. Sì, l'ha accentuato il rigore, ma Dybala, Quadrado, Krasic, Del Piero,
eccetera, eccetera, quindi non me la sento di dire che ha simulato, sinceramente. Se l'è trovato addosso, il contatto c'è, probabilmente poteva non cadere subito, poteva cadere dopo, ma il rigore c'è sta, non ce n'è proprio niente da parlare, non fatevi, non vi esaltate proprio. Allan meglio, tanto è vero che ha finito coi crampi, vuol dire che ha dato tutto. Fabian maluccio, sia nel primo tempo sia nel secondo tempo, dopodiché spostato sulla fascia, straordinario. Cioè questi due, secondo me, finiremo che Zielinski e Fabian si devono alternare sulla sinistra al posto di Insigne, ci deve essere un turbiglione di sostituzioni, perché al centro, ragazzi, Elmas e Allan, questa deve essere la coppia titolare, non voglio sapere niente. Sono i migliori là in mezzo per giocare, per tenere botta e fare impostazione più velocemente, sono i migliori, hanno sveltezza nelle gambe. Zielinski ha il controllo orientato, però a volte sì, a volte no. Fabian la tocca troppe volte, meglio sulla fascia, entrambi, per me. Va bene così. Insigne così e così, meglio nel primo tempo, nel secondo, insomma, però 6 per me. Non ha fatto una prestazione insufficiente, cioè c'era, però non puoi paragonarlo con Mertens, nel senso, Lozano anche mi è sembrato abbastanza pericoloso, non ha avuto molte occasioni, ma ogni volta che prende la palla si gira velocemente e si cagano sotto le difese. Mertens dappertutto, Mertens straordinario, recuperi indietro, tra le linee, prima punta, profondità, si proponeva, dettava il passaggio del compagno, una roba meravigliosa, proprio meravigliosa. Llorente, che impatto, con la piazza, con i compagni, si vede proprio che poi i compagni vogliono bene, il Re Leone, ragazzi, bellissimo. Elmas è straordinario, chi altro è entrato, non mi ricordo più, Zielinski, vabbè, questi sono. Ancelotti, 10 in pagella, l'ha vinta lui. E il San Paolo, perché sono sicuro che l'impatto era uno di quelli. Lo so, e l'anello inferiore non si riempie, ma non si vede niente nell'anello inferiore. Se non risolvete quella cosa là, l'anello inferiore non si riempirà più. Non c'è Maradona e non siamo i tifosi di una volta, siamo i tifosi nuovi, quelli di Facebook che però se giocassimo con il 4-3-3, le mezze ali, e non capimmo niente, però volimmo capire, e quindi nell'anello inferiore non ci andiamo. Da New York, Valerio Fluido è tutto, forza Napoli sempre, mamma mia, abbiamo battuto i campioni del mondo, sono contentissimo. E calma però, calma, perché adesso c'è da battere il Lecce e c'è da ingranare in campionato, perché non abbiamo fatto niente, è calcio d'agosto, non è vero, è settembre, è che è un amichevole, non è vero, è una partita ufficiale.